Amici bellini, allora andiamo a vedere questa partita, rivediamola anche tatticamente e poi subito siamo live, forse siamo live già adesso, quindi voi magari lasciate il like, poi ne parliamo live, poi invece cominciamola. Eh sì, cominciamola perché magari qualcuno non può seguire la live, mi lasciate gli auguri nei commenti. Rolando De Maio per esempio, ci sei? Batti un colpo e vediamo un pochino. Allora, lasciate il like e poi venite subito in live, perché uno lascia il like e va in live, non è che uno lascia il live e poi va in like. Il Napoli si rischiera con il 4-3-3 di nostra vecchia conoscenza con Di Lorenzo, Osti, JJ, Mario Rui, Lobo, e infatti dobbiamo parlare di Lobo, con Dombi, con Elmas in questa zona qui, sempre nella zona zelischiana, Kvara, Politano e Osi, quindi niente di nuovo, si ritorna a quello che insomma conosciamo molto bene con questo centrocampo qui, con Elmas un po' più avanti, ma alla fine anche Ndombele si è andato, perché il lavoro della mezzala deve essere questo. Il primo tempo, perché poi io non so anche, io vengo dal passato, io non so ancora com'è finita. Prima segnalo un bravo Osti che chiude in angolo, perché il Napoli fa un pressing molto alto, cosa che abbiamo visto anche con il Villarreal, cosa che abbiamo visto nel precampionato anche l'anno scorso, e si vedevano dei buchetti quando Lobotka si spinge fino a qua, la difesa alta che deve accompagnare, e però quando gli avversari sanno uscire bene da dietro e hanno tecnica e velocità, te la fanno la pallata e quindi restano gli uno contro uno pericolosi. Un po' di paura per Kvara, mi sono scritto quando si è accasciato a terra che avevamo paura. Meret uscita alto, Meret sta qua in effetti molto spesso e fa bene, perché con la difesa molto alta Meret deve agire anche da libero, e in un'occasione esce fino a qui, non interviene sul pallone e l'avversario si porta il pallone poi dietro, cioè lo supera ma non riesce poi ad essere pericoloso. Dopodiché arriva il gol loro, perché prima Lobotka purtroppo perde palla, non reattivo, un Lobotka che si può dire quasi in forma gattusiana, nel senso del periodo di Gattuso, non subito reattivo, non riesce a liberarsi dall'avversario, perde palla, la palla finisce in angolo e c'è una spizzata qui e poi c'è il gol, il tap-in penso di Akite. Insomma anche qui ho visto secondo me Lobo fermo, lo teneva lui di Akite e poi gli scappa. Non è la prima volta che succede, si può parlare di difesa, zona eccetera eccetera, però è chiaro che poi devi seguire l'uomo e non è stato fatto. Poi c'è una rovesciata di Osimhen, il Napoli che reagisce, rovesciata di Osimhen su cross di Politano, finisce alta. Poi Kvara, tiro centrale servito da Elmas molto attivo, devo dire la verità, si inserisce bene, però anche lui manca un po' forse di lucidità nell'ultimo passaggio. Un tiro di Ndombi alto, sempre servito da Elmas. Osimhen da solo, ragazzi, ancora una volta lo dobbiamo ripetere, il più grave difetto di questa squadra è quando Osi è troppo da solo, isolato, e quindi si deve allargare, tira anche bene però finisce fuori e non lo accompagnano né Elmas né Kvara né Lobotka, veramente troppo isolato. Poi c'è un tiro di Cabella fuori e qua i buchi, c'è un mancato intervento di Mario Rui che porta al tiro il pressing alto che fa il Napoli, che non sempre funziona. Elmas poi troppo altruista che la cede, qua poteva andare anche al tiro Elmas, ma la cede a Kvara che tira ed viene ribattuto, e poi lo stesso Kvara arriva in questa zona qui servito da Osimhen e la cicca. Ragazzi, noi dobbiamo dire quello che è. Adesso poi magari nel secondo tempo cambia tutto, il Napoli la ribalta e parliamo, vedi, è il 4-3-3 che deve essere. Invece la conferma è anche questa, che il modulo lascia il tempo che trova. È importante avere i giocatori con gli automatismi che sanno dove trovare i compagni e gli avversari, però sappiamo che la condizione fisica è importantissima, specialmente quando decidi di fare il pressing alto, e potrebbe essere tutto un grande bluff, un bluff esagerato. Noi facciamo vedere che non stiamo in grande forma e poi alla ripresa del campionato siamo fortissimi. Calma, vediamo cosa è successo nel secondo tempo. Secondo tempo molto bene. Allora, Alessandro Fiore dice: finalmente sono finite queste amichevoli orribili, ma soprattutto, e continua a parlare.
Allora, calma, e poi vi devo chiamare alla calma, devo pompierare. Dovevo pompierare all'epoca che dicevamo le vinciamo tutte, e devo pompierare adesso. Però, a parte ho scritto Maresca col cuoricino perché secondo me nel primo tempo ci ha anche aiutato, ha fischiato tutti i falli, anche quelli evitabili che faceva il Lille su di noi. Poi a fischiare che di cose così, ma non possiamo parlare dell'arbitro assolutamente. Punizione di Kvara alto, il gol di David col colpo di testa di Weah, perché poi è una palla persa da Mario Rui, che poi tra l'altro finisce nervosissimo. Palla persa da Mario Rui, l'azione si sviluppa, poi Mario Rui riesce lui stesso a metterci una pezza spazzando il pallone in avanti, colpo di testa di Weah che sovrasta Politano e il pallone praticamente rimbalza davanti a David, la calcola male Ostigard e c'è il gol di David. Rui nervoso, poi c'è un cross di Rui e Simeone non interviene di testa. È inutile che vi dico quelli che sono entrati, ragazzi, cioè Gaetano al posto di Lobotka, sì, Osimhen al posto di Simeone, sì, Zerbino al posto di Politano, Raspadori al posto di Elma, e vi devo dire che l'unico che poi, guarda caso, e non lo dico per il gol, l'unico che mi sembrava avesse voglia e orgoglio e la voglia di ribaltarla è stato proprio Raspadori, che si è messo un po' sottopunta, un po' lì, inseguiva gli avversari, ci teneva, il pressing lo vedevo proprio top. Però io devo vedere i no look di Cabella, i no look di un ass che fa gol, Mies e Coscia Meret, Bamba, che pure anche lui Bamba fa gol, e ho dovuto scrivere un ass fa quello che vuole negli strappi. Mario Rui non lo vede mai. Poi c'è anche un errore di Meret in impostazione perché entra poi la paura, questa è una squadra giovane, ecco perché si ritorna al disco. David ci grazia, stavano facendo il 5-0, Simeone che non tira, e poi c'è il gol di Raspadori, una perlina di Raspadori, perché è un bellissimo gol su assist di Mario Rui. Allora è chiaro che non ci interessa niente l'amichevole eccetera eccetera, che imbarcata, dice Andrea Palazzo, e siamo d'accordo, però le imbarcate non fanno bene. E io fa male al morale, fa male ai tifosi, fa male anche ai ragazzi, perché i ragazzi ci tengono e lo sapete che quando vincono scrivono un'altra vittoria anche se hanno giocato col pizzighettone. Adesso non lo possono scrivere, quindi non abituiamoci a prendere gol sempre, non abituiamoci a poi all'abitudine alla sconfitta, che così. È chiaro che è un amichevole, è chiaro che non dobbiamo fare drammi, è chiaro che questa sconfitta è figlia di una preparazione che ti deve portare ad essere pronto per il 4 gennaio e non per dopodomani. Come il Villarreal era più pronto fisicamente, così il Lille mi è sembrato più pronto. Le seconde palle le hanno prese tutte loro, però il Napoli non è stato caspita di tirare in porta praticamente mai, e un po' di reazione l'avrei voluta vedere. È chiaro che non dobbiamo fare drammi, è chiaro che adesso ne parliamo live e voi lasciate i like, però calma, voglio sperare, perché le stesse sensazioni di non sicurezza, di insicurezza le abbiamo avute nel precampionato, proprio le amichevoli di precampionato, e poi siamo andati molto bene, quindi speriamo che sia il preludio a un inizio anche giusto e non fasciamoci la testa. Ritorna il discorso che vi fece contro il Liverpool. Perché voi mi dicevate tutti quanti meglio perdere così con il Liverpool che non serve a niente, siamo arrivati comunque primi, e io vi ho risposto meglio perdere con il Liverpool se poi il Napoli reagisce alla sconfitta in un certo modo in campionato e mi dimostra che non si abitua, che non prende la botta dietro psicologica. Vi faccio lo stesso discorso, chiunque possa dire siamo scarsissimi, non è il caso di dire siamo scarsissimi, e chiunque dovesse dire meglio perdere adesso, non conta niente, va bene tutto, io rispondo vediamo, perché non abbiamo un'altra amichevole, abbiamo perso con Villarreal e non c'è stata una reazione, ma perché secondo me non c'è nelle gambe una reazione. Poi ogni tanto puoi osservare l'atteggiamento di Ndombele, l'atteggiamento di Mario Rui molto nervoso di nuovo, Osti e JJ che non si capiscono molto bene nelle prestazioni individuali, così e così tutti, forse quello un po' più brillante è stato secondo me Elmas. Osimhen si è battuto, ma poi veramente pochissima roba, lo dobbiamo vedere nell'atteggiamento, e vi ripeto perché poi pompiererò, non so come finisce con l'Inter, però io è nell'atteggiamento e nelle gambe che devo vedere la reazione contro l'Inter, perché reazione rispetto a Villarreal non l'abbiamo vista, ma secondo me, ripeto, deve per forza, perché sennò è una tragedia sportiva, deve essere una situazione di condizione a crescere che poi ti porta a stare bene quando conta.
perché sennò ci abituiamo a perdere, non è il caso proprio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo live. Siamo già live, non lo so, siamo già live. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.